E a Portogruaro invece si è tenuta la fiaccolata dei forconi per le vittime della crisi. Sentiamo il servizio di Curtarelli nelle immagini di Stefano Zaretta. Questa è una manifestazione in onore di tutti i suicidi che sono successi da questa crisi del 2008, con l'evento di questa crisi. È doveroso dedicare un qualcosa a questi personaggi per far capire che non siano morti invano, per poter sensibilizzare la gente a poter lottare per questa Italia che purtroppo sta morendo col lavoro che non c'è, i suicidi che continuano e continueranno se non cambiamo le carte in tavola con il governo. Che poi oltretutto oggi come giornata impegnativa abbiamo avuto con il presidio di Pescincanna, sebbene avete sentito dei miei amici che erano sul campanile, anzi ne presento uno che è qua vicino, abbiamo avuto gli incontri con degli onorevoli per poter andare al dunque, per poter sensibilizzare il governo vero e proprio, perché non si può più sentire ogni giorno suicidi e suicidi e suicidi di questa gente che non ce la fa più. Qual è l'obiettivo che vi siete prefissati? L'obiettivo che ci siamo prefissati è di far capire al governo che è dal 2008 che c'è questa crisi, no? Ma cosa hanno cambiato? Hanno solo messo tasse, tasse e tasse, ma non si è visto nessuna posizione di nessun politico per poter cambiare sul mondo del lavoro, per dare una crescita. Effettivamente vediamo che le notizie stanno drammaticamente peggiorando. Ecco, io e Salvatore siamo stati in queste sere sul campanile di Pescincanna, no? E abbiamo avuto un incontro con questi onorevoli. Si può sapere anche il nome di questi onorevoli? Dimmi tu. Sì, allora c'era l'onorevole Rizzetto di 5 Stelle, l'onorevole Zanin del Partito Democratico, quindi governo, e poi un altro onorevole che sinceramente adesso non ricordo il nome. Comunque credo che sia appunto doveroso questa sera esprimere appunto la vicinanza comunque a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari per questa crisi, e credo che sia arrivato il momento di dire basta